Campagna Lupia. Un 38enne polacco residente in paese sarebbe stato 4 giorni in carcere per un reato che non avrebbe commesso. Secondo il suo racconto, mentre pagava la spesa al supermercato insieme ad un collega, nella cassa adiacente ci sarebbe stata una rapina ad opera di un cittadino straniero e proprio il suo accento avrebbe confuso le forze dell'ordine. Gli impiegati del supermercato infatti avrebbero spiegato come il delinquente non fosse italiano. La figura sembrava combaciare con la descrizione fornita, quindi il 38enne è stato portato in carcere. A seguito della perquisizione in casa, i carabinieri però non avrebbero trovato traccia della refurtiva. L'uomo si è rivolto ad un legale e dopo aver ascoltato le sue dichiarazioni il GIP avrebbe optato per la scarcerazione immediata. Venezia. Notata l'insegna degli incidenti in centro storico. Verso le 22 nel canale di Tessera c'è stato uno scontro tra un taxi e un'imbarcazione delle volanti lagunari della questura. Nessuno è rimasto ferito. Sulle cause stanno indagando i carabinieri. Un'ora più tardi a San Tomà un'imbarcazione della Guardia di Finanza ha centrato 3 gondole dello stazio, danneggiandole pesantemente. Su questo stanno indagando gli uomini della Capitaneria di Porto. Anche in questo caso non sono stati registrati feriti. San Donà di Piave. Una 36enne ha scritto al Papa per chiedere una preghiera e lui le ha risposto con una lettera. Il 26 settembre la donna sarebbe dovuta convogliare a nozze e il pensiero della coppia era rivolto al papà del marito, gravemente malato. Proprio per questo avrebbe scritto al Papa chiedendogli una preghiera per il suocero. L'uomo di 82 anni purtroppo è deceduto proprio il giorno del matrimonio. Ora però, come un raggio di sole, è arrivata la risposta direttamente dal Vaticano.